dietro ogni traguardo, scolastico soprattutto, la prima cosa da fare è ringraziare la scuola. Perché per raggiungere risultati importanti uno studente sì, deve avere forza di volontà, determinazione, naturalmente competenze. Però se dietro non c'è una struttura, un'istituzione come la scuola, anche la famiglia ovviamente, ma un'istituzione come la scuola a sostenerti, è veramente difficile raggiungere dei traguardi. E nel mio caso ho avuto la fortuna di avere la scuola dietro di me, e soprattutto in un campo molto particolare come quello delle lingue classiche. Infatti, per prima cosa ci tengo a ringraziare la preside Ciraldo, che è la preside della mia scuola, che è 4 anni che garantisce sempre la consueta attenzione alle lingue classiche, al loro insegnamento e alle loro didattiche, a valorizzare competizioni come i Certamina, che spesso sono sottovalutate, ma che in realtà sono molto molto importanti, perché nel momento in cui lo studente si siede in un banco e ha la possibilità di affrontare una versione di un autore del passato, è come se dialogasse con lui, con autori che hanno ancora tanto da insegnarci, e questo è veramente importante. Il mio percorso non nasce mica adesso, ma già in primo anno, perché è un percorso fatto di tante tappe, e al termine del quale si può arrivare a raggiungere dei risultati, ma è un percorso che in realtà non termina mai. In primo anno, in secondo anno, con la mia docente del biennio, oltre ad approfondire la lingua, che è importante senz'altro, ma ho avuto anche modo di conoscere la cultura del popolo romano, del popolo greco, perché la lingua non può prescindere dalla cultura di un popolo e viceversa. E poi infine, durante tutto il triennio, ho avuto modo di dialogare, conoscere, confrontarmi con questi grandi pensatori del passato che sono stati in grado di impartirmi nozioni nuove, conoscenze, di ampliare a 360 gradi la mia vista del mondo. E per questo sarò sempre grato alla scuola e in particolar modo al liceo Ospedalieri.